Ed eccoci rientrati in compagnia dell'assessore regionale all'agricoltura Franco Manzato. Vedo anche l'amministratore unico di Veneto Agricoltura, che quindi prego di raggiungerci. Allora, benvenuti a Cronache Trevigiane. Assessore Manzato, iniziamo da lei. Oggi l'agricoltura veneta ha segnato un nuovo punto, un nuovo primato. È l'unica in Italia a presentare questo latte, il primo latte con lo 0,1% di lattosio. E questo è un passaggio importante, perché significa che il connubio tra la capacità di investimento delle imprese private e la capacità di intervento anche da parte della Regione Veneto con finanziamenti sull'innovazione e sulla tecnologia dà i buoni frutti, soprattutto in un prodotto che è richiesto dal mercato proprio perché i cittadini cercano la salubrità, cercano la qualità, e penso che oggi abbiamo lanciato una buona freccia. Ecco, lanciata una freccia che nei prossimi giorni, mi dicono, verrà distribuita sul mercato. Con lei io direi di fare un attimo un punto su invece la ricerca, l'attività di ricerca e di innovazione che fate in collaborazione proprio con Latteria di Soligo. Certamente da tanti anni, soprattutto con il nostro centro lattiero caseario di Thiene, noi operiamo le ricerche su questo settore. Con l'Università di Padova, con la Latteria di Soligo e proprio tramite anche Veneto Agricoltura siamo riusciti a lanciare questo prodotto, un prodotto che per la prima volta a livello nazionale può essere potenzialmente una nuova fonte di reddito e di capacità per un settore che attualmente è notevolmente in crisi, sia per la congiuntura mondiale sia per tutto quello che sta succedendo all'interno dell'Europa, un settore però che è in grado tranquillamente di poter produrre di nuovo altri redditi, altre fonti di lavoro. Oggi è la base di partenza per dare un segnale che i veneti ci sono, gli imprenditori ci sono, Veneto Agricoltura, la Regione e la Latteria Soligo c'è e hanno voglia di mettersi in mostra, perché l'alta qualità c'è ed esiste. Ecco, Assessore Manzato, invece facciamo un augurio in chiusura proprio di questa prima parte della trasmissione alle aziende agricole che non solo reggono la crisi ma che hanno anche il coraggio di investire. Beh, intanto sono complimenti perché sono brave. Solamente sul piano di sviluppo rurale abbiamo visto che siamo passati da 300 richieste di giovani di intervento in agricoltura a 500 con l'ultimo piano, significa che è vitale. Però è anche necessario che tutto l'apparato pubblico come la Regione sia a fianco degli imprenditori, soprattutto nella promozione e anche nella tutela dei loro prodotti. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento. Cronache Trevigiane si ferma un istante qui, un po' di pubblicità e poi spazio alla seconda parte. Il dolore di chi resta dura per tutta la vita. Cerca di volerti bene. Rientriamo nel nostro studio ideale. Cronache Trevigiane quest'oggi parla anche di un concetto importante, quello dell'acqua e dei rischi e degli svantaggi derivanti da una sua privatizzazione. Non potevamo non affrontare questo argomento che non con Marco Figuera, presidente di ATS. Allora Presidente, avete da poco anche creato questo convegno intitolato L'acqua è mia, tua, nostra, per lanciare dei messaggi. Qual è il messaggio determinante secondo lei? L'acqua va gestita dal pubblico con la sensibilità pubblica, garantendo naturalmente un giusto equilibrio nella gestione. Noi vogliamo che l'acqua rimanga completamente a carattere pubblico, gestita dai sindaci, dai soci che sono i nostri cittadini, i nostri utenti. Vogliamo che l'acqua diventi un bene che va risparmiato, va tenuto conto e va considerato. Non vogliamo che sull'acqua si faccia delle speculazioni, ma che gli investimenti siano totali per il bene del cittadino e la qualità dell'acqua stessa.
Voi dite metteteci alla prova, mettete alla prova il pubblico che sa ben gestire questa risorsa, lo diciamo, non inesauribile. Ma credo che non sia giusto dire che pubblico è male organizzazione, male gestione e privato è bella gestione. Noi vogliamo dimostrare che anche il pubblico sa gestire la qualità dell'acqua e un servizio così importante e quindi metteteci alla prova. Noi siamo d'accordo che se una gestione pubblica non funziona è giusto toglierla, ma se funziona è giusto lasciarla là dov'è. Cosa si aspetta dai sindaci quest'oggi? Ma i sindaci sono già d'accordo sul fatto che l'acqua deve rimanere pubblica, è un lavoro che è da anni iniziato con i sindaci attraverso la costituzione di ATS e la volontà dei sindaci è quella di dimostrare ancora una volta che l'acqua è un bene prezioso e un bene naturalmente che va gestito con parsimonia. E noi sindaci tra poco li sentiremo. Allora, grazie Presidente, resti con noi, ci fermiamo qui per un servizio di cronache trevigiane e poi ritorneremo su questi importanti argomenti. A tra poco. Il preparato antismog TiO2 System è un sistema innovativo che sfrutta l'energia solare ed una serie di particolari cristalli per ossidare gli inquinanti e trasformarli in sostanze non più nocive. Conosciuto più comunemente come asfalto antismog, è frutto delle ultime ricerche in casa Superbeton, calcestruzzi e asfalti. Siamo andati a conoscerlo e a capire il valore della ricerca e dell'innovazione nel settore. Ai nostri microfoni Roberto Grigolin. Indubbiamente questo è una delle componenti fondamentali per attestare e dare delle qualità e garanzie al prodotto che prima erano in maniera più standardizzata, quindi i vari prodotti e li stiamo sperimentando in continue valutazioni sui vari territori, sulle varie situazioni, perché vogliamo trovare e dare quelle risposte che oggi possono dare un certo contributo, soprattutto l'ultimo prodotto che stiamo proponendo e che sta oggi attraversando una certa sperimentazione è sulle zone urbane, su determinate aree dove ci sono degli eventi straordinari, l'asfalto antismog. Ma come funziona esattamente questo nuovo conglomerato bituminoso capace di sfruttare l'energia solare per abbattere gli inquinanti? Lo abbiamo chiesto al dottor Flavio Merlo, responsabile ricerca conglomerati bituminosi. L'asfalto antismog è un asfalto che coniuga le caratteristiche di un'usura speciale, studiata precedentemente per garantire caratteristiche di elevata sicurezza e quindi di grip elevato anche in caso di condizioni meteorologiche avverse, quindi pioggia, e con un trattamento superficiale a base di biossido di titanio in grado di abbattere gli inquinanti atmosferici, in particolar modo il biossido di azoto, gli ossidi di azoto in genere, gli ossidi di zolfo e il COV, il carbonio organico volatile. I centri urbani, ovvero i luoghi maggiormente frequentati dalle famiglie, dove i bambini giocano nei parchi pubblici e gli anziani passeggiano all'aperto, sono quelli maggiormente sottoposti ad una forte incidenza di smog e polveri sottili nell'aria. Sono infatti le aree urbane l'obiettivo del nuovo asfalto Superbeton, come ci spiega il dottor Flavio Merlo. Si applica in tutte quelle condizioni in cui c'è stagnazione di traffico, cioè poca scorrevolezza di traffico, e quindi nelle aree urbane circolate da qualsiasi tipo di traffico degli autoveicoli e nelle zone di accesso alle aree urbane, dove appunto c'è bassa velocità del traffico presente e quindi stagnazione e forte presenza degli inquinanti.